Allora, l'uomo lo abbiamo definito, dei gol belli. Questa sera magari non sono stati bellissimi, però doppietta anche stasera, Giovanni Paperini. Sì, questa sera non sono stati bellissimi, però sono stati efficaci, che è quella la cosa più importante per la squadra, e aver vinto, essersi aggiudicati questa partita. Adesso niente, ci mancano le ultime partite, dobbiamo concentrarci al massimo perché il nostro obiettivo oramai a questo punto è il secondo posto in classifica. Senti Giovanni, io direi di sottolineare il fatto che questa squadra è davvero in crescita anche sul piano tattico, sul piano caratteriale, che ne pensi? Sì, penso che ci stiamo allenando molto bene, stiamo preparando partita dopo partita con la massima concentrazione e ad ogni appuntamento del venerdì arriviamo carichi, cerchiamo di dare il massimo sia a livello di gioco, a livello caratteriale e poi a livello tecnico-tattico, cerchiamo appunto di ottenere il meglio in ogni match. Ecco, contro il Montecchio praticamente la partita non è mai stata in discussione, a parte quando proprio i vicentini sono riusciti ad accorciare le distanze e per un attimo si poteva anche temere, però lì avete dimostrato una grande maturità, pressing alto e impedire all'avversario di giocare. Sì, lì c'è stato un momento in cui abbiamo un po' perso la testa, però abbiamo detto, il capitano è stato bravo a prenderci uno per uno e dire stiamo calmi e l'abbiamo ascoltato e alla fine siamo riusciti a tenere la concentrazione, a tenere appunto il gioco, non perdere la testa e a sfruttare al meglio le occasioni che avevamo in contropiede. Quanti gol quest'anno fino adesso? Sai che non lo so, non li conto mai. Ma sicuramente sono 6 o 7. Sì, penso di sì, li conto sempre a fine anno proprio per non rimanere, non giocare con quel dubbio del gol, non gol, voglio solo entrare in campo, portare a casa il risultato per me e per la squadra. Vatti a rivedere gli highlight. Andrò sicuramente, grazie.